Il distretto aerospaziale della Sardegna, capofila di un progetto sperimentale per simulare l'ingresso nell'atmosfera lunare o di Marte. Rossella Romano. Nell'esperimento sono state riprodotte le condizioni realistiche di ingresso nell'atmosfera di Marte. In questo filmato vediamo le fasi di prova dello scudo termico della navicella realizzata nell'ambito del progetto Space Manufacturing in Situ, iniziativa strategica per lo sviluppo di tecnologie avanzate a supporto delle missioni interplanetarie, cofinanziata dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Allo svolgimento dell'esperimento hanno partecipato diversi enti sotto il coordinamento del Distretto Aerospaziale della Sardegna. I risultati raggiunti si riferiscono agli sviluppi tecnologici dell'Entry Descent Landing, di un dispositivo per la realizzazione di strutture con simulanti di suolo lunare e marziano, oltre alla definizione della missione per raggiungere il pianeta rosso. Il progetto di elevato valore scientifico e tecnologico rappresenta un tassello strettamente connesso con il programma di più ampio respiro denominato Small Mission to Mars, in grado di porre il settore nazionale su livelli di eccellenza e innovazione.